Adesso la tragedia sul lavoro a Treviso, accertamenti in corso per verificare le cause della morte di Vinicio Artuso, il custode dello Stato di Monigo, precipitato da una gru. L'uomo era molto conosciuto, da sempre vicino alla vita sociale del Benetton Rugby. Drammatici gli ultimi dati sugli infortuni. Non era uno qualsiasi Vinicio Artuso, il custode dell'impianto di rugby di Monigo, morto schiacciato da una gru mentre stava sistemando una recinzione del suo impianto, quello dove lavorava da anni con amore e passione, quasi fosse un giocatore aggiunto della Benetton. Sulle cause stanno ora indagando polizia e carabinieri. Sembra che su quella gru non fossero stati inseriti gli stabilizzatori e che Artuso non avrebbe mai dovuto salire su quel maledetto carrello. Comunque il caso non è certo chiuso e il nome di Artuso va ad aggiungersi a quella lunga lista di caduti sul lavoro che ogni giorno conosce una nuova croce. Ma qual è la situazione del Veneto? Lo abbiamo chiesto a Pierluigi Dalla Pozza dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro della Vega Engineering di Mestre. Nel Veneto dall'inizio dell'anno fino al 31 marzo, quindi i primi 3 mesi, abbiamo avuto 5 decessi. Se li confrontiamo col 2012, nei primi 3 mesi, nel 2012 abbiamo avuto 9 decessi, quindi c'è una diminuzione. Da che cosa si può imputare questa diminuzione? È difficile dirlo perché può essere anche che questo sia dovuto anche al fatto che ci sia meno occupazione, per cui i lavoratori sono diminuiti e quindi da livello statistico c'è anche meno probabilità che la persona appunto si faccia male o addirittura abbia una morte sul lavoro. Ci possono essere anche casi non denunciati, per esempio di lavoratori in nero o di lavoratori senza nessuna copertura Ci contrattuale? possono essere, ma noi non riusciamo a registrarli ovviamente.